Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, ultima tappa del mondiale e il fato mi dà un'occasione unica. La legge del 9, terza qualifica che mi qualifico, scusate il gioco di parole, al nono posto, ma questa volta il grid drop è a mio super favore. Infatti parto in terza posizione, tutti hanno cambiato qualcosa, io sono a posto, non sono in penalità, quindi da nono passo terzo. Ragazzi, è un'occasione unica. Tutte le mie carriere almeno ho fatto una vittoria o almeno un podio ogni anno. Quest'anno sarebbe la prima volta, anche se ho una macchina scarsa, anche se ho un livello difficile, però ce l'ho sempre fatta. Quest'anno ancora no, ho l'ultima possibilità e parto al terzo posto per quest'ultima gara dove la Mercedes è già campione costruttori e Bottas è a 18 punti di vantaggio su Raikkonen in quella piloti. Ragazzi, ho la chance della vita. Infatti abbiamo Perez secondo e Stroll forse o Massa primo. Mamma mia, veramente tutto diverso. Era forse India proprio vicino a me, sarà un segno, chi lo sa. Pippo primo. Devo sfruttare questa chance, ho macchine di merda davanti, nel senso rispetto al solito. Questa è veramente una chance più unique che rari. Ma non sono incoglionito però. Cosa? Sì, partenza show. È una bella prestazione, mi può regalare anche forse la chance della Pantera, perché io vorrei vincere il mondiale con la Pantera, ragazzi. Vorrei tentare l'impossibile. Con la McLaren non penso di farcela, almeno per i primi anni potrei ritornare, però vincere con la Pantera, che la Force India non ha mai vinto un cazzo, chiaramente la McLaren ci ha vinto tantissimo nella sua storia, sarebbe il The Dream, vincere con la Panterona. Però intanto pensiamo a questa gara dove incredibilmente siamo secondi e dietro non abbiamo i più grandi. La chance è mostruosa, dopo l'ultima gara. Calma, Kuma, calma. Non voglio perdere posizioni da Pippo. Ma Pippo è tosto. Ma Pippo è forte. È pur sempre un vice campione del mondo, Pippo. Lungo. Azzo, madonna. Non siamo messi bene con la benzina, me ne sono accorto solo adesso, ma vaffancuore. Cazzo, vabbè. Sembrava troppo bello per essere vero. Ora mi sono accorto che il serbatoio era scarico da coglione. Oh boh, però non mi sembrava sinceramente. Vabbè. Adesso recuperiamo, dai. Mamma mia, che ultima gara strana. Un finale di stagione alquanto bizzarro, se così si può dire. E abbiamo Perez, noi siamo con miscela anoressica, miscela anoressica. Qua vado un po' lungo. Chiaramente sto rischiando il tutto per tutto, non è che ho tante chance. Solo che non ci voleva sta miscela così. Vada, sandwich. Sono le due Force India e questo è un altro segnale. Hanno paura le Pantere. Hanno paura perché Veneziano vuole entrare su quel sedile, su uno dei due. Tanto Massa se ne sta veramente andando. Pippo sfrutta il fatto che io sono secondo. Pippo può vincere l'ultima gara. Sarebbe abbastanza incredibile. Io sono secondo. Gara stranissima. Grid drop dappertutto. Giro record di Pippo. Ok, siamo entrati nel terzo giro. Da adesso il DRS è disponibile. Io sono lentissimo. E mi risupero Ocon. Adesso c'è Ocon, non più Perez.
fare ancora almeno 2 giri con la miscela Magrotta. Mamma mia ragazzi, sei dura, mamma sei dura, mamma sei dura. È veramente una gara difficile qui a Yas Marina. Faccio fatica con la miscela, sto cercando di sorpassarli il più possibile. Devo fare un altro giro, almeno un altro giro a miscela magra. Massa ormai se n'è andata, pazienza. Che finale di stagione strambo. Ok, faccio l'ultimo giro di magro, l'ultimo giro magro. Devo andare in box al 7º-10º giro, vabbè. Ma non è ancora, non è proprio in super fuga, però abbiamo mezzo rettilineo di distacco. Sto sfruttando che dietro non ci sono i big, perché sennò, ciao. E sono con la miscela anoressica. Sono con l'anoressica purtroppo. Mamma mia che lotte, mamma che lotte. Adesso c'è Stroll, c'è Lance Stroll. Stiamo tra le due Williams. Dietro se ne danno di santa ragione. Sempre a sandwich il Puma, a sandwich. Finale pirotecnico. Questo è il bello delle carriere comendiane, questo è il bello della F1. Tanto penso che per Bottas non ci siano problemi, insomma deve fare pochi punti. È veramente una beffa atroce per Bottas non vincere questo mondiale. Purtroppo non c'è il numero della safety car, è fondamentale. Che non esce più. Pronti, vai! Non esce più purtroppo. Abbiamo ancora una sosta da fare, ultima sosta prevista. Siamo indietro. Niente da fare, purtroppo ho avuto l'occasione, madonna, ho avuto la bella occasione proprio in una gara dove sono scarsissimo. Calma. Mamma mia. Ok, Stroll superato, meno male. Adesso abbiamo Verlaine a superare agevolmente e lo dobbiamo superare. Oddio, sandwich. Oh mamma, sandwich. E mi prendo tutto. Grande mossa e per fortuna non ho fatto niente, non ho fatto danni. Bravo Kuma, mi sei piaciuto qua. Sarebbe stata utilissima la safety car, ma porca troia. Fatalità dei box, Vettel fuori. Comunque Bottas è indietro, Bisogna capire Raikkonen, la vedo se dice Raikkonen rida perché Bottas è sempre stato prima. Dai che Verlaine mi rallenta gli altri, benissimo. So il podio, lo vedo abbastanza impossibile,
Però non si sa mai, può sempre succedere qualcosa. Ricciardo è appena rientrato ai box. Ricciardo ai box. Ricciardo ai box. Siamo 12esimi. Cosa buona è che sto recuperando, cioè che ho guadagnato su certi piloti tipo Stroll. Adesso avevo un buon ritmo, adesso c'è ritmo. Dai che c'è ritmo. Dai che c'è ritmo. Magari ho fatto una prima parte un po' in difficoltà che se ero prima, ma solo per insomma le qualifiche balorde col grid drop. Quello che ci vuole è casino davanti che non sta più arrivando purtroppo. Ok, via libera. Attenzione, forse l'ho appena detto, niente. Non c'è niente da fare. Succedono cose, ma poca roba. Vabbè, Alonso ha leggeri problemi con le gomme perché sto recuperando 1 chilometro a giro. Alonso, fammi passare che non posso perdere tempo, cazzo. Dai, Alo. Guarda quel coglionazzo di Alfonso. Ma perché? Adesso fa il fenomeno Alonso. Sempre sto dietro di me. Guarda come combatte. E va a cagare. E vaffanculissimo. Ottavo, grande come. Guarda come sto girando adesso, sto impazzendo. Ottavo. Raikkonen settimo. Raikkonen purtroppo per lui non sta portando a casa i punti necessari. Ci devo andare ai box al 16esimo o 20esimo. Vediamo in base a come stanno le gomme. Se è troppo presto. Una bella chance e non è stata sfruttata forse, anche se non so bene davanti chi ancora, se tutti hanno fatto le soste è finita chiaramente, ma non credo, insomma io penso che qualcuno i big stanno rallentando, stanno allungando secondo me, spero, perché sennò è veramente finita. Raikkonen, giro record di Kimi. Alfonso ai box. Noi siamo quinti. Il distacco dalla vettura davanti è 5,5 secondi. Bisogna vedere chi manca ancora con la sosta. Spero ancora qualcuno. Almeno 2. Noi stiamo andando bene adesso, Sono soddisfatto del mio passo. Il passo c'è. Il tipico passo comandiero. Solo che comunque è dura, ragazzi. Comunque è dura. È molto dura. Un'occasione così da capitarmi dall'altra parte, forse a Interlagos o da altre parti, ma
Questa è una gara che non amo tantissimo, sto cercando di fare del mio meglio, ecco la sbavatura che non ci voleva. Io qua non ho mai vinto, qua non ho mai vinto in carriera. Mamma mia. Sto rischiando anche troppo adesso. Tanto un altro vai box. Due ai box. Mamma mia, due ai box. Due ai box. E siamo terzi, non ci credo. Siamo terzi. È tutto quasi nelle nostre mani. Bisogna vedere con l'ultima sosta. Mamma mia, sto facendo il massimo il capolavoro della vita. Il capolavoro di una vita. Il capolavoro della vita, quindi così no, non posso fare. Meriterei tanto il podio, solo per il cuore che ci sto mettendo. Però questi che hanno le soft, questi che hanno le soft finiscono la gara così. Mi devo superarli in pista, ah bene. Ragazzi, per il capolavoro di una vita. La gara è ancora lunga, la gara è ancora piena e tortuosa. Questi vogliono finire la gara così. Quindi teoricamente il mio passo è superiore perché ho la mescola migliore, cioè, spero. Adesso vediamo, stiamo buoni. Veramente ho fatto dei giri tutti sui miei migliori. Ho fatto un passo gara che per il mio standard è altissimo, per il my standard. Lo so che per gli standard di pro è una merda, ma io mi devo accontentare, sono un gondanaro. Adesso qua abbiamo il Grosjean, ma il Grosjean ha le soft che ne devo prendere assolutamente, non mi interessa che sia la macchina migliore. Ah, forse loro però puntano dopo a mettere le ultra soft. Mi sembra impossibile che riescano a finire la gara. Non lo so, non sto capendo più un cazzo onestamente. So solo che sto facendo una delle migliori gare in carriera. Questo è poco ma sicuro. Sto facendo di tutto per avere il podio. Sto spingendo come un cioccolataio. Intanto lottano la Force India e l'As. Intanto loro lottano. Dai che abbiamo il DR cazzo, dai. Mamma mia, l'ho rischiata, ma è andata bene. Adesso c'è Ocon. Bandiera verde. Attenzione, è successo qualcosa, ma niente di grave. È un dritto, niente di grave, un dritto. Giro record di Kimi, bisogna capire anche per il mondiale perché è una bella lotta Bottas Kimi, derby finlandese. Vedete che sono tutti nati ai box però purtroppo sì, posso solo migliorare il mio miglior risultato
carriera, di questa carriera qua. Ocon dovrei superarlo. Raikkonen è in testa. Mamma mia, quanto ho rischiato ancora, ma sono pazzo. Non ho danneggiato niente. Mamma mia, tanto yellow flag ancora. Ritiro. Alcune informazioni su Sainz fuori. Il problema è così grave da costringerlo al ritiro. Vai, la safety car, cazzo, un po' di culo, niente. Niente, hanno abolito la safety. L'hanno abolita. Sarebbe stata sublime adesso. Sarebbe stata sublime. Ma non c'è fortuna. Alcune informazioni su Massa. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Attenzione, Massa ha un problema, è forse davanti a noi. Madonna che gara, madonna che gara. La safety non esce, la safety non esce. Puttana maiala. Rileviamo usura del cambio. Prova a minimizzare il numero di cambi. Oh, i commissari sono fenomeni. Ho paura però. Che davanti a noi tutti sono andati ai box. Io sto facendo una gara veramente una delle migliori in carriera, continuo a ripetere. Lo posso dire con fierezza e umiltà. Ma non basta. Ormai stiamo collegati fino alla fine. Perché merita questa gara di stare collegati fino alla fine. Perché secondo me può succedere ancora qualcosa. Che chiaramente non li prendo i primi tre, deve succedere qualcosa. Il quarto posto è quasi blindato, ma questo film della stagione è veramente da grande. Il Grosjean quinto, vaffancuore però, il mio diretto avversario. Mi sta addosso. Giro record di Kimi. Fastest di Kimi. Io sto guidando al meglio delle mie possibilità in questa gara. Più di così con la McLaren per me è impensabile. Che sfiga però. E anche se Verstappen alle soft non riesco a prenderlo, la macchina è troppo più veloce della mia. E io non ho il passo da fenomeno. Due ritiri più qualche dritto, speravo nella safety, ma comunque la McLaren è cresciuta molto. Sento gare così difficilmente potrò ripeterle perché ripeto, è andato anche tutto bene. Massa, ma attenzione, Massa è stato superato da Verstappen. Sono così grazie al grid drop perché sennò avevo le Mercedes e le Ferrari molto dietro, se no era impossibile. Però diciamo che almeno l'occasione la stavo sfruttando. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Hamilton è veramente vicino adesso. Non riusciremo a tenere
Stai buono, stai buono. Poi possiamo finire quarti. Grande gara comunque, eh. Ho sfruttato quasi al massimo il grid drop. Molto bene, molto bene. Ok, via libera. Quanti dritti ho però? Ecco, possiamo chiudere veramente bene. Vince Raikkonen e adesso vediamo Bottas. Mamma mia che finale. Raikkonen ha fatto decisamente il suo. Per avere 18 punti di distacco, ragazzi. E ora vediamo se Bottas riesce nell'impresa di perdere un mondiale già vinto. E intanto noi arriviamo quarti. Grande Come, grande, grande, grande. Yes! Splendido lavoro. Sì, sì, All'inizio sì. del weekend ero un po' preoccupato. E invece... alla grande. Grazie. sì, prego. E diamo inizio ai meritatissimi No, vince Bottas. festeggiamenti. A volte sembra facile. Bottas campione del mondo e Mercedes campione costruttori, niente. Continua l'egemonia Mercedes. È ufficiale, abbiamo un nuovo vincitore del titolo mondiale di Ma Formula 1. vaffanculo, va. E a quanto vediamo è il momento del podio. I piloti Io per quest'anno né podi in e né tuta vittoria, rossa. però Dopo questa ci gara rivediamo il abbiamo prossimo bloccato anno. la classifica del mondiale piloti. Ciò significa che anche la rincorsa al leader della classifica. Mamma mia, per un punto ha vinto Bottas, vicino anche Hamilton, Vettel più distaccato, noi finiamo al 9° posto. Bene, e nella costruttori chiudiamo settimi, alla grandissima, sono soddisfattissimo ragazzi, ci becchiamo tra poco. Ti trovi bene? Sei felice? Beh, ovviamente lo spero tanto, ma Sì, mangiami il cazzo. hai altre opzioni se Oh, sei cazzo, calma. interessato a una nuova sfida. Fammi chiudere la porta. Dai, 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 dai. Qualche settimana fa ha chiamato una scuderia. Sì, amore. Beh, le cose sono andate avanti da allora. Queste sono tutte le offerte per te. Ti prego la Tu non Pantera. devi fare niente. Se no sto in McLaren, Ma che pensaci su. ho anche 2000 punti risorse. Ciao puttanone. Non voglio guardare, non voglio guardare. La Pantera! La Pantera! C'è la Pantera? C'è. Secondo pilota. Sì ragazzi, devo salutare. L'avevo detto, Fioi. L'avevo detto, Fioi. Adesso c'è il sogno. Adesso voglio vincere con la Pantera. La Pantera, allora, la Williams in realtà è più forte, ma non me ne sbatte un cazzo. C'è la Pantera. E adesso ho la chance della vita, ragazzi. È un progetto serio la Pantera, eh? Non sto un anno. Neanche se mi chiama la Ferrari. Voglio vincere con la Pantera. Non mi interessa un cazzo. Vai. Vabbè. Vai. Ragazzi, siamo con la Pantera. E finisce così il mondiale. 16esimo, 15esimo, 12esimo, 18esimo, 9, 10esimo, 12esimo, 8º, 9, 7º, 7º, 4º, 6º, 12esimo, 8º, ritiro, 5º, 10º, 5º, 4º. Ok ragazzi. Mamma mia. Sono cotto.